Sarà domenica 24 aprile il Bomba Day a Montebello Vicentino, giorno in cui l'ordigno inesploso della Seconda Guerra Mondiale trovato nell'area di cantiere della TAV sarà trasportato e fatto brillare alla cava di Alonte. Operazioni che inizieranno alle 7 del mattino con lo sfollamento di 116 residenti e saranno concluse nel primo pomeriggio. E stiamo predisponendo una struttura per accogliere le persone questa mattinata. Chi ha problemi fisici li abbiamo già individuati e saranno ospitati dalla casa di riposo, e comunque ci sarà sempre un referente della USL nel qual caso ci fosse un'emergenza. A coordinare la task force riunita oggi in prefettura sarà il prefetto Signoriello, che adotterà una direttiva operativa per delineare il piano degli interventi. Dagli uomini della questura, che si occuperanno del controllo dell'area e scorteranno l'ordigno fino al disinnesco, all'ambito dei servizi, con gli addetti che dovranno disalimentare le reti elettriche e del gas per garantire l'intervento in sicurezza. Per fare il tutto sarà costituito un centro di coordinamento soccorsi per gestire i diversi soggetti coinvolti. Verrà chiuso il tratto ferroviario di Montebello, che rientra nel raggio di sicurezza individuato di 468 metri. L'impatto, più forte purtroppo è proprio sul sistema ferroviario, che ricade all'interno, di quel raggio di sicurezza che è assolutamente necessario, e questo comporterà l'esigenza di una sospensione della tratta ferroviaria. Peraltro è una tratta ferroviaria molto importante, e proprio per questa ragione peraltro la facciamo di domenica, per cercare di impattare il meno possibile non soltanto sul trasporto merci, ma anche sul trasporto di pendolari.